con grande piacere e senso di giustizia che partecipo a questa importante iniziativa realizzata dall'organizzazione umanitaria Azione contro la fame, che in occasione del World Food Day di quest'anno ha lanciato il manifesto Mai più fame. Si tratta di un movimento nato per convincere i leader nazionali ed internazionali ad agire con più coraggio e determinazione per contrastare la fame e la malnutrizione infantile nel mondo. Sappiamo che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, ma è ovvio che una persona che soffre la fame non è una persona libera. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha assunto l'impegno di porre fine a questa ingiustizia sociale, ma ad oggi la realtà dei fatti non sembra fornirci dati rassicuranti e la pandemia da Covid-19 ne ha sicuramente aumentato la negatività. Circa 149 milioni di bambini soffrono di malnutrizione cronica e circa 2 milioni di bambini muoiono ogni anno a causa della malnutrizione ancora prima di compiere i 5 anni. Tutto questo è ovviamente inaccettabile. Serve una volontà politica per contrastare le cause strutturali della fame nel mondo, che sono le disuguaglianze, i conflitti e i cambiamenti climatici. In occasione degli eventi internazionali che si terranno nelle prossime settimane, quali la COP26 sul clima a Glasgow e il Nutrition for Growth Summit a Tokyo, mi piacerebbe che i nostri leader prendessero posizioni forti sulla strada verso un mondo finalmente libero dalla fame, ad esempio riconoscendo l'accesso al cibo e ad una sana alimentazione come diritto fondamentale di ogni individuo e trasformando i nostri sistemi alimentari al fine di renderli più equi, resilienti e sostenibili per una lotta al cambiamento climatico. In particolare vorrei che il governo italiano cogliesse l'occasione fornita dai fondi europei e prevedesse nel PNRR un fondo di solidarietà e sostegno alle famiglie adeguato ai bisogni delle fasce deboli della popolazione. Inoltre, come membro della Commissione sulla sicurezza alimentare all'interno del Parlamento europeo, chiedo che si promuova lo sviluppo prioritario dell'agroecologia come strumento per assicurare la sicurezza alimentare, nutrizione e sostenibilità, soprattutto per le popolazioni più vulnerabili.